È il turno dei gentleman per questa seconda corsa, una prova di categoria GF per cavalli anziani. Già disposti dietro le ali della macchina Chagall Glory, 2 Coffee Mail, 3 Kashmir Sea, 4 Bomber Alter, 5 Verduzza MDM, 6 Zilla Jet. In seconda fila 7 Amos Rab, 8 Contento Joe, 9 Clive di Poggio, 10 Tenor de Lune, 11 Zitrunas, 12 Loco Jet, 13 Astecca Dimar, sbaglia Verduzza MDM. La macchina li lascia con velocissimo Bomber Alter sulla rottura anche di numero Kashmir 5 Verduzzo MDM squalificato, numero 3 Kashmir SI Tenor de Lune che si profila già allo scoperto visto che sbaglia Coffee Mail. Seconda in corda numero 2 Coffee Mail squalificato. Di fuori anche Contento Joe che lascia sfilare Tenor de Lune allo scoperto per avere una pariglia. Quindi ancora Clivia di Poggio in terza pariglia esterna, mentre terza allo steccato è Amos Rab. Addirittura 15,5 i primi 200 metri, è andato davanti spendendo molto poco e ha rallentato ulteriormente il ritmo Bomber Alter, 32,1 per i primi sonnolenti 400 metri di corsa. Gruppo disposto per pariglie. E così si viaggia lungo la curva di sinistra a ritmo molto lento. 49 per i primi 600 metri di corsa sul piede dell'1.21,6. Davanti alle tribune Bomber Alter e Tenor de Lune ormai quasi apparigliati, poi Chagall Glory con a destra Contento Joe, quindi Amos Rab con accanto Clivia di Poggio, la quarta pariglia per Astecca Dimar che ha vicino a sé Zitrunas. 32,8 anche la seconda frazione, 1,5 addirittura per il mezzo miglio iniziale. Si comincia ad accelerare al chilometro passato in 1.28 con la mossa in mezzo alla pista da parte di Contento Joe che prova a dare il parziale. Tenor de Lune allora attacca Bomber Alter, il quale prova a difendersi allo steccato messo sopravanzato da Tenor de Lune. 14,4 alla retaila. Bomber Alter che riaccelera alla corda. Contento Joe sempre proteso in mezzo alla pista. Tenor de Lune che sembra cedere un po' il passo allo steccato, ancora bene Chagall Glory, poi viene in mezzo alla pista Clivia di Poggio, la piegata conclusiva passata in 14,5 da Bomber Alter che è in vantaggio nei confronti di Chagall Glory. Contento Giova di dentro Amos Rab. Bomber Alter che nel finale si distacca per vincere nei confronti di Clivia di Poggio che sul palo ha ragione per il secondo di Contento Joe. 29,1 a chiudere, 1,17,3 il ragguaglio cronometrico, 1,5 un giro. Poi un attimo per ingambarsi sull'attacco secco di Tenor de Lune e Contento Joe. Riparte però facilissimo nel finale il vincitore Bomber Alter, Rebecca Dami e Alessandro Dettoris per i colori del signor Cosimo Cappetta. Il successo in cost to cost per il numero 4, al secondo il 9 di Clive di Poggio, al terzo l'8 di Contento Joe, 4,98 in numeri, l'arrivo della seconda dall'Arcoveggio.